Si torna in partenza, come avete sentito dalla speaker di giuria, il 2 di Ferdi Very Nice, il 6 di Fallaci di Casei e l'8 di Fillo Lenni già squalificati non si ripresenteranno alla corsa, ovviamente per regolamento, e quindi sono in 10 alla riedizione. All'1 Firework Pink, 2 Ferdi Very Nice, 3 Fritz Lang, 4 Fatima Daghi, 5 Fuente di Mira, 7 Fipsi Etoile, 9 Phenomenal Key, 10 Fiston Mbigi, 11 Faustrab, 12 Fabio Enzo Jet, 13 Friulano Jet. Macchina che raccoglie i partecipanti lungo la curva di destra, si prepara a staccare per la seconda volta in questa quarta corsa. Con cautela Fabio Enzo Jet. Si parte come in precedenza e veloce Fatima Daghi che va al comando, all'esterno Fuente di Mira che passa. Firework Ha sbagliato Pink, Firework Pink. Primo cambio rispetto alla prima edizione di questa corsa, la rottura di Firework Pink che in precedenza era terzo in corda. All'esterno è rimasto Fiston Mbigi, terzo in corda Fritz Lang che precede Phenomenal Key, poi Faustrab che precede Fipsi Etoile, quindi Friulano Jet che precede Fabio Enzo Jet. Fuente di Mira al comando, all'esterno Fiston Mbigi che risale gradualmente 31,3 per i primi 400 di corsa. Sulla piegata di destra Fuente di Mira prosegue in vantaggio su Fatima Daghi, di fuori Fiston Mbigi, terzo in corda è sempre Fritz Lang, poi Faustrab che precede Fipsi Etoile, ancora Phenomenal Key e Friulano Jet chiude. Fabio Enzo Jet, frazione comoda in 16,2 per la curva di destra, retta opposta alle tribune, altrettanto comoda in 15,5. 1, 2 e numero 7 per 3 i primi Fritz 800 Lang metri squalificato. Ha sbagliato Fritz Lang che crea parecchio impaccio al resto del gruppo che si apre. C'è la rottura da parte di Friulano Jet squalificato. Passaggio davanti alle tribune, Fuente di Mira in vantaggio nei confronti di Fatima Daghi, terza posizione per Fiston Mbigi, poi Phenomenal Key, quindi Faustrab cerca di ritornare in avanti Fipsi Etoile che è stato il più danneggiato nel caos creato dalla rottura di Fritz Lang. Curva di destra ancora una volta girata in 16,1, tutto comodo per Fuente di Mira, muove al largo Phenomenal Key che prova a dare il parziale. Si entra nel vivo della corsa a 500 metri dal traguardo, Fuente di Mira in vantaggio, Phenomenal Key che prova ad attaccarlo, poi Fatima Daghi, quindi Fiston Mbigi, gli altri più distanti con Fuente di Mira in evidenza, Phenomenal Key al suo esterno, poi Fatima Daghi, quindi Fiston Mbigi, ancora Fipsi Etoile, la retta d'arrivo per Fuente di Mira che è in netto vantaggio su Phenomenal Key che prova ad avvicinarsi, ma Fuente di Mira controlla il rivale, vince facile, al secondo finisce Phenomenal Key per il terzo posto, strettissima tra Fiston Mbigi e Fatima Daghi che ha fatto di passo gli ultimi 50 metri. 29,9 ad arrivare, 1,17,1. Il doppio chilometro di Fuente di Mira, seconda vittoria consecutiva per l'allievo di Afrim Schmidra, che è anche allenatore del portacolori della scuderia di Mira. Il grigio da chapeau si impone nettamente in questo contesto agevole. Percorso di testa facile per Fuente di Mira, che coglie il successo. Mentre rivediamo nelle immagini il secondo posto abbastanza netto per Phenomenal Key, mentre per il terzo Fiston Mbigi potrebbe aver passato Fatima Daghi. Sì, passato nei confronti di Fatima Daghi, quindi al terzo il 10 di Fiston Mbigi, la vittoria di Fuente di Mira, Afrim Schmidra, la scuderia di Mira.